dell'anno. E così si amano i ragazzi, così si avvicinano i ragazzi. Io sono convinto che anche l'insegnante, prima di fare l'insegnante, deve avere una vocazione. O c'è vocazione o bisogna andare a fare un altro mestiere. Diceva Don Lorenzo Milani, cito un grande profeta del secolo scorso, diceva: la scuola è come l'ospedale, deve curare chi ha più bisogno. Invece che abbiamo fatto, no? Ah, sta Gemmina, dove sta? Questo se me la devo acchiappare. Perché non è possibile. Non è possibile, mi auguro Profumo che farà di più, però speriamo che troverà le risorse. Innanzitutto a Scampia, io faccio un esempio, sono andato sabato a Scampia, ho trovato la scuola chiusa, ho chiamato la preside, sapete, mi ha detto no, qui si fa la settimana corta. Ma come a Scampia la settimana corta? Si fa la scuola solo da lunedì a venerdì. Tu devi tenere la scuola aperta anche il sabato e la domenica, perché i ragazzi non è che c'hai i genitori, stanno in carcere, tu mica vai a fare un weekend. Se tu chiudi la scuola il sabato e domenica, quello diventa ancora più delinquente, perché o sta davanti alla televisione, a Maria De Filippo, a fare scimitaggio, peggio ancora sta da solo davanti a un computer dove pensa con il Facebook di fare chissà quanti amici, tutti scema, perché una persona che chatta dalla mattina alla sera, non so quanti di voi siete giovani, io non dico che il computer è il diavolo, non voglio dire questo, che il computer è fondamentale, è importante, ma il cattivo uso del computer ha creato la dipendenza. Noi fra poco costruiremo le cliniche e porteremo tutti i giovani in clinica, con i lavaggi, così, perché stanno ore e ore e ore intere davanti al computer. La vera amicizia è quella reale, non è quella virtuale. Voi vi innamorate di una persona, se la frequentate, se la guardate negli occhi, non potete dire io mi sono iscritto a Facebook per fare gli amici. Tu sei iscritto a Facebook perché sei scema e perché hai bisogno di altri scemi, più scemi di te. Lei ha parlato prima di Annalisa Durante, è stato uno degli episodi forse più forti che l'ha condotta su questa strada della denuncia, anche del voler scendere appunto per strada, voler scendere in campo. Poi la nomina così alla guida dell'ufficio scolastico regionale immagino che abbia dato molta opportunità poi per entrare in questa agenzia educativa di cui si parlava prima, che è la scuola. In che senso quella morte è stata una morte scandalosa che le ha fatto perdere il senso della prudenza, mi scusi il gioco di parole, a favore della carità, come dice San Paolo? Poi la carità è un'urgenza che deve essere molto più forte della prudenza in qualche maniera, no? Per cui non è possibile stare zitti, non è possibile essere diplomatici, ma bisogna darsi da fare, anche rischiando in prima persona. È un episodio importante nella sua vita questo. Martedì mattina, non so, qualcuno che stava a casa ha visto Magalli che mi ha intervistato martedì alle 12:30 su Annalisa Durante, non so se l'avete vista. Questa trasmissione, ogni tanto la televisione fa vedere qualcosa di buono. Abbiamo ricordato la morte di Annalisa, moriva il 27 marzo 2004, sono passati 8 anni. Era una bambina in un oratorio e quella morte mi ha creato non solo una ferita dentro, mi ha portato una ferita dentro, ma a reagire ancora di più. Se nel 2003 feci smantellare le telecamere della Camorra che controllava il territorio, o registrai una cassetta dandola al questore di Napoli, dove i spacciatori spacciavano la droga davanti ai poliziotti borghese senza che facessero nulla, e io feci allontanare 15 poliziotti dal commissariato di Forcella, e una delle prime, tanto stanno agli atti, una delle prime minacce non mi è venuta dal camorrista ma da alcuni poliziotti che arrivarono fino a casa minacciandomi di morte, però non fa niente. Sono state anche allontanate dalla polizia, ringraziando Dio, perché nella polizia e nei carabinieri poi ci sono uomini che sono saltati in aria, hanno dato la vita ai magistrati, hanno difeso il bene comune, perché non tutti sono così, ringraziando il Signore. Però dobbiamo fare un po' di pulizia